Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana, qui a Treviso e in Veneto, perché? Perché ci sarà il congresso del Partito Democratico, ho deciso di candidarmi, ho un'esperienza di governo e credo che questo partito debba reinsediarsi nella sinistra sociale, nella sinistra politica, ma anche ritrovare una capacità di critica all'assetto di cose esistenti, che è quello che produce problemi, sofferenze, disagi che poi si esprimono anche nel voto recente, come abbiamo visto. Noi veniamo lasciati dal nostro elettorato popolare, quindi dalla parte di persone che maggiormente soffrono in questa situazione di crisi, da settori dove c'è povertà, da quel mondo dell'impresa che non trova ancora le risposte adeguate. Penso che il PD deve ritornare a rappresentare in modo molto forte, molto netto, il suo blocco sociale di riferimento, fatto di imprenditori che investono, di lavoratori dipendenti, di partite IVA con reddito basso, di pensionati con pensioni minime, di disoccupati, di emarginati. Ecco, noi dobbiamo anche simbolicamente riuscire a rappresentare queste persone ed è la natura per cui vive un partito di sinistra che ha lo scopo di battersi per l'eguaglianza e per la ridistribuzione della ricchezza. Lei è il presidente di una grande regione, le regioni e la loro organizzazione sta tornando al centro del dibattito. Qui in Veneto, ma anche in Lombardia, si dovrebbe tenere un referendum per chiedere maggiore autonomia. Qual è, secondo lei, qual è il futuro delle regioni? Ma io penso che non si può dividere il paese in tanti staterelli, anche perché in un mondo globalizzato gli staterelli conterebbero poco. Bisogna tenere il paese unito, le regioni devono avere un ruolo forte, bisogna sconfiggere anche disegni neocentralisti che qualche volta che vedo annidarsi nel dibattito politico nazionale e anche nelle posizioni del governo. Propongo al Veneto e alla Lombardia di farlo insieme. Ci sono due vie di uscita, secondo me. L'articolo 116 e 119 della Costituzione, anche della Costituzione come viene riformata, che consentono alle regioni di avere autonomia speciale su materie importantissime. Lavoriamo perché regioni che sono ben governate, e ce ne sono nel paese anche con colori diversi e con caratteristiche diverse, su questi temi possano fare una battaglia comune per avere autonomia di governo, più autonomia, ed è possibile. E dall'altra penso che bisogna perseguire anche la strada dell'unione tra più regioni, perché 20 regioni in Italia sono troppe e costano troppo e contano poco. Le regioni troppo piccole bisogna che si mettano insieme, naturalmente in condizioni di pari dignità, con quelle più grandi, e credo se passassimo da 20 a 10 regioni sarebbe un modo anche per contare di più, evitando chiusure, evitando referendum e tentativi di ritorno a staterelli che invece non avrebbero il ruolo che i territori è bene che abbiano. Crisi delle banche, tema che tra l'altro accomuna in parte anche Toscana e Veneto. Cosa si può fare e come se ne esce? Io temo che anche altre regioni purtroppo saranno accomunate da questo gravissimo problema. Secondo me la strada dritta è quella che peraltro hanno proposto esponenti anche del pensiero liberale, Alesina, Giavazzi, Zingales, che è quella che hanno seguito anche negli Stati Uniti, di un intervento dello Stato nel capitale delle banche. Questo significa non salvare i banchieri, significa prima di tutto salvare le banche nella loro funzione di erogatori di prestiti verso le famiglie, verso le imprese e quindi nella loro funzione verso l'economia reale rispetto allo sviluppo e rispetto al lavoro. Negli Stati Uniti è stato fatto, i contribuenti sono entrati nelle banche, una nuova generazione ha sostituito la vecchia che prendeva appannaggi insostenibili, stipendi scandalosi, e anche questo deve essere assolutamente corretto se interviene lo Stato, e oltretutto alla fine lo Stato ha guadagnato perché ha potuto rivendere le azioni che si erano rivalorizzate una volta che la banca era stata risanata. Quindi i contribuenti hanno pure guadagnato alla fine. Dobbiamo decidere, salvare le banche o salvare i banchieri. Io so che i cittadini non sopportano, come è accaduto in Toscana,
che un signore che è stato responsabile del disastro del Monte dei Paschi possa prendere una liquidazione da 5 milioni e andare in pensione, oppure che altri signori, come ho letto, Zonin, responsabili anch'essi dei problemi di importanti istituti finanziari, possano, in attesa che ci siano le procedure per la richiesta di danni, mettere in sicurezza o vendere il loro patrimonio. Sono ingiustizie che sono diventate intollerabili, soprattutto a fronte di chi rischia decine di migliaia di euro, che sono il risparmio, la fatica di un'intera vita di lavoro e per di più onesta, fatta nel rispetto delle leggi. Questo credo che il governo dovrebbe tenerlo veramente in considerazione. Un'ultima telegrafica considerazione. Gli operai dell'Electrolux, per dire una grande fabbrica, oggi votano Lega. Sì, io sono qui perché gli operai dell'Electrolux e come loro tanti altri tornino a votare un partito della sinistra che è radicato nel mondo del lavoro, che vuole l'eguaglianza, che li difende, che li tutela, che non illude attraverso proposizioni di nazionalismi o attraverso strade brevi che invece non esistono, un partito che si ispira ad un'idea di ridistribuzione della ricchezza, e lo dico in modo molto franco, che non elogia Marchionne perché fa il suo lavoro e prende 60 milioni di euro all'anno. Con 60 milioni di euro all'anno probabilmente ci si paga per un paio di anni tutti i lavoratori dell'Electrolux. Un partito che vuole ritrovare la sua base sociale nel mondo del lavoro, impresa, ma anche proprio lavoratori dipendenti, deve su questi temi perseguire un obiettivo di ridistribuzione della ricchezza. La sinistra nasce perché lotta per l'eguaglianza e perché vuole ridistribuire la ricchezza. Se noi non ritroviamo questo punto, la crisi del PD penso che non sarà di facile soluzione.